Assessore Bini, la Giunta regionale ha approvato il regolamento per il credito di imposta. Quali sono i principali beneficiari e quali sono i passi che serviranno per giungere alla sua completa attuazione? Beh, l'approvazione di questo regolamento è un passo importante per quanto riguarda il cambiamento di un paradigma fondamentale per quanto riguarda l'accesso al credito regionale da parte delle piccole e medie imprese della nostra regione. E c'è stato un lavoro in questi mesi importante con l'Agenzia delle Entrate, adesso verrà stipulato un accordo con le stesse, verrà avviato il software in SIEL per quanto riguarda l'accesso ai benefici direttamente da parte delle imprese. 50% di aiuto direttamente scalabile sull'F24, quindi compensabile con debiti crediti degli imprenditori. Quindi con questo regolamento, con questa introduzione andremo a velocizzare sicuramente i tempi di intervento da parte dell'amministrazione regionale a sostegno delle imprese e degli imprenditori.